Allora, innanzitutto grazie a tutti voi, grazie Paolo dell'introduzione. Il primo grazie lo dico ad Alessandro De Carlo. Il presidente regionale dell'Ordine degli Psicologi l'ho incontrato proprio per trattare di come la vostra professione possa essere utile. Io uso proprio il presente di oggi e non solamente nel futuro, per affrontare questo tema che sta colpendo tutti. E sta colpendo, perché è una mazzata, un sistema economico, sociale, che in Veneto aveva alcune certezze granitiche. Io arrivo a fare l'assessore alla istruzione, formazione e lavoro, come veniva ricordato, nel lontanissimo 2005. Lontanissimo in tutti i sensi, temporalmente sono passati 10 anni, concettualmente era un altro mondo, era un mondo in cui il Veneto era tutto rivolto ad un progresso che era felice, felicissimo, dove ciò che si chiudeva riapriva immediatamente, chi perdeva un lavoro aveva una grandissima facilità nel ritrovarlo. Certamente l'assessore al lavoro non doveva interrogarsi su alcune tematiche, quali quelle di una trasformazione. Cioè, ci si interrogava su come trasformare al meglio, come guidare alcuni passaggi, alcuni percorsi, che erano quello del ricambio generazionale, che erano quello della innovazione, ma mai avrei pensato di trovarmi solo pochi anni dopo ad incappare nella peggiore delle crisi di sempre. Non ne faccio una questione di numeri, potrei e potremmo citare percentuali, ma noi sappiamo bene che abbiamo a che fare con persone e che l'impresa è un sistema di persone principalmente. Tra le considerazioni che mi hanno portato a questo incontro con l'Ordine degli Psicologi c'è stata proprio questa. L'elemento distintivo del nostro sistema economico e sociale è la risorsa umana. È un elemento distintivo perché ne è il centro. Noi siamo sicuramente molto capaci e lo siamo stati come sistema imprenditoriale del Veneto, capaci di essere estremamente flessibili, di gestire la trasformazione. Abbiamo provato e stiamo provando a reggere come sistema economico a grandi fenomeni mondiali che incidono sul nostro sistema, ma la verità è che al centro di tutto questo c'è e resta l'uomo. Ma se questo è vero, vuol dire che dobbiamo porre la più grande attenzione in questo senso. E quando mi sono trovata nella gestione di crisi complesse di grandi aziende, insomma, ringrazio anche alcuni che mi hanno dato un contributo fattivo e dal problema, quindi non solo dalla teoria verso il basso, ma dal problema verso l'alto. Penso a Gianfranco Mensi, con cui abbiamo ragionato e poi porterà la sua esperienza, quando abbiamo dovuto gestire situazioni di crisi complesse, dove certamente c'era il tema della contrattazione, c'era il tema dei contratti aziendali piuttosto che quelli collettivi, di quanto incidevano nel sistema organizzativo. Abbiamo trattato spesso di risorse umane sotto l'aspetto passivo, quindi di come venivano gestite, no? nella reazione, nell'accompagnamento, ma la verità è che tutte le volte che ci siamo trovati anche a fare i conti con norme o con strumenti, ritornavamo al punto di partenza, cioè come reagisce l'uomo e la persona. Dall'altro fronte sono andata spesso, e per questo ringrazio perché è stato un po' l'elemento che mi ha acceso questa lampadina, ho partecipato a un peregrinare a visite aziendali dove andavo accompagnata, ho fatto una specie di tirocinio, anche se di tempi brevi, di stage ridotto con lo studio Bicego. E siamo andati in alcune aziende, ho visto come l'inserimento di alcune figure pure esterne all'interno di aziende, non solo quelle grandi e strutturate, ma particolarmente quelle piccole, ottenessero del beneficio dall'essere accompagnata sotto l'aspetto proprio delle risorse umane. Ma altrettanto spesso mi sono trovata a gestire nelle grandi crisi, come in quelle piccole, come nelle aziende buone che si andavano trasformando, un vuoto. E il vuoto era: chi si occupa di risorse umane all'interno di un'azienda? E quando andavo a interrogarmi sul profilo professionale di queste figure, non trovavo alcune risposte che io ritenevo dovessero esserci. E il mio ragionamento è questo:
Se la crisi incide così tanto sul nostro sistema economico e sociale e per avere del benessere di comunità questo sistema economico e sociale deve ritrovare una via di rinascita, e se è vero che noi possiamo incidere in particolare sulle risorse umane, che ne sono l'elemento centrale, significa che rispetto ad una crisi che ha trasformato non solo il mercato internazionale, nazionale del lavoro, ma anche l'uomo, noi su questo dobbiamo investire. Le figure professionali oggi cambiano, ma cambiano per loro natura. Se noi, in particolare voi, avete come oggetto del vostro lavoro, scusate così questo termine è un po' forte e anche probabilmente non corretto, la persona, e ne avete fatta una ragione di acquisizione di competenze e di conoscenze, io oggi vi chiedo di interrogarvi sui sistemi delle persone ed in particolare da assessore al lavoro il mio interesse è quello di chiedere a voi che cosa possiamo fare insieme per aiutare le imprese, che non sono per me solo l'impresa manifatturiera produttiva che resta il cuore dell'economia nazionale, ma anche tutto ciò che riguarda i servizi, tutto ciò che riguarda le libere professioni, ma laddove la centralità della persona è un elemento determinante nel trovare una nuova via. Che cosa possiamo fare insieme? Bene, io ritengo che alcune competenze, se alla domanda che cosa vorrei aspettarmi dopo 10 anni di esperienza, anch'io ho acquisito qualche competenza in più, e se ho ritenuto che in alcune situazioni mancassero delle competenze specifiche, cioè delle figure professionali dedicate, io credo che una certa parte di risposta la possa trovare in voi. Ed è un auspicio che faccio all'inizio di questo momento seminariale, che per me è una giornata formativa, cioè io oggi vi ringrazio perché da assessore al lavoro sto qui tutto il tempo, perché ne avrò del beneficio professionale. Per me, io mi occupo di risorse umane. Io mi occupo principalmente come assessore all'istruzione, formazione e lavoro. Guardate che in altre regioni l'istruzione sta con la cultura e la formazione sta con il lavoro. Il Veneto da 10 anni, cioè da quando ci sono io, ha voluto insieme queste competenze, perché riteniamo che per poter aiutare il sistema, anzi un modello di comunità che ha un DNA particolare in Veneto, debba esserci la centralità della persona nella sua realizzazione. Allora, siccome la crisi è arrivata come una mazzata e ha scosso, disorientato, fatto perdere punti di riferimento dentro un'impresa, fuori dall'impresa, quando parliamo con il lavoratore e con la sua famiglia, quando parliamo con l'imprenditore e la sua famiglia, quando parliamo dell'impresa dentro un territorio, beh, io ho bisogno di una mano. Cioè ho bisogno per governare il futuro del Veneto di capire cosa voi che avete nella vostra specificità alcune competenze e avete come oggetto del vostro lavoro la persona, che cosa possiamo fare insieme per aiutare questo sistema in trasformazione. Ecco, queste sono le domande che io lascio ai lavori di oggi.